Vai, il frigo pian, che se casca, se rovina. Che piano, non ho mica tempo da perdere. Dai, metti su. Dai, andiamo col mobiletto adesso, via. No, ciao. anche, fate su pian, se striscia, se fa pian, se Ma striscia. non importa se striscia, io stesso. Sì, te vedi detto mujer, dopo te colpa. Mia moglie, sei contenta, non vedeva l'ora. Dai, andiamo con la poltrona, dai. Aspetta che aperto, aspetta, no, pian che aperto, Meglio se devo perderla, meglio. Oh, basta che abbiamo finito. Finito, poso. Oh, non ho capito perché abbiamo scaricato tutto qua, comunque, ascolta, dopo tutta sta fatica, ti butta raga da bere, no, ti entri in casa nuova. Ma che casa nuova? Come, è casa nuova, scusa, non siamo già a fare il trasloco. Ma che trasloco? Ah, ragazzino, ti sta mica bene. Ma chi sei che ha mai parlato di trasloco? Ma scusa, è il frigo, è il mobile, è la poltrona. Dica dito, dammi la mano. E non ti mi ha data a spodarmi a casa da tutti sti mobili vecchi, no? Ma qui sei disgraziato. Ma bisogna essere proprio degli incivili per muovere roba così in mezzo alla strada. Scusa, ti chiamava via Veritas e ti portava via Eori. Oppure stessa fatica abbiamo fatto a portarla qua, daimo all'ecocentro, guarda che si anche il cartello e ti portava via Eori e daremo a posto. Quando abbandoni, fai la stessa fatica che faresti per portare gli ingombranti nell'ecocentro del tuo comune. Inoltre, se ti beccano gli ispettori ambientali di Veritas o i vigili, ti prendi la multa. Ti conviene? Se invece chiami il servizio a domicilio, non fai nemmeno questa fatica. E quindi? Porta i tuoi rifiuti ingombranti nell'ecocentro del tuo comune. Secondo le modalità previste, giorni e orari che trovi nel sito gruppoveritas.it. Oppure prendi appuntamento per il ritiro a domicilio al numero verde gratuito 800 811 333. Tiga ragione, bisogna avere responsabilità verso l'ambiente, verso la città. Ricarichiamo tutto? Anzi, ti fa un piacere, ti può ricaricarti perché bisogna che vada a casa che mi arriva i mobili nuovi. Fa piano, che si striscia!